chiederei al Massimo Turatto e Valeria Zanini, Osservatorio Astronomico di Padova, la tesa parigina di Rizzi Zannoni, quindi si sa di che si parla. L'Osservatorio Astronomico di Padova conserva una tesa, poi non ve lo spiego io, ve lo diranno loro, di parigina, che di proprietà era di Rizzi Zannoni e che lascia in eredità, prima di partire per Napoli, all'osservatorio. Vi ringrazio. Togliere il cartoncino? Perfetto, grazie. Allora, ringrazio gli organizzatori, in particolare il professor Valerio, per averci dato la possibilità di intervenire a questo incontro. L'argomento che noi trattiamo è appunto la tesa parigina che è in possesso dell'Osservatorio Astronomico di Padova, ed è un'occasione anche per parlare della scienza nel Settecento e delle unità di misura del Settecento, e in particolare per l'astronomia. Io sono un astronomo, quindi non mi avventuro fuori del mio territorio. La parte storica la tratterà la dottoressa Zanini, che è la responsabile dei beni culturali dell'Osservatorio Astronomico di Padova e del Museo alla Specola. Io appunto mi fermo un attimino sull'aspetto più di scienza e di storia della scienza. Allora, oggi le unità di misura dell'astronomia sono, non tutte, ma alcune di quelle che usiamo sono listate in questa tabella. Si va dall'Angstrom, che è un'unità di misura estremamente piccola, vuol dire un decimiliardesimo di metro, serve a misurare le lunghezze d'onda della luce, per arrivare fino al parsec, che è un'unità di misura per misurare le distanze stellari. Bene, quindi ho provato a prendere guardiamo se riesco a tirare fuori l'indicatore. No, non ce l'ho. Sulla destra vedete un estratto di un testo che stavo scrivendo l'altro giorno. Non ha nessun interesse per voi, è solo per evidenziare che in un testo qualsiasi noi trattiamo di Angstrom, parliamo di una particolare radiazione dell'ossigeno, eccetera, e di megaparsec, cioè misurando Angstrom otteniamo distanze in megaparsec. Adesso certamente non voglio parlarvi di farvi un trattato sulle distanze in astronomia, però quello che è interessante è che tra le due unità di misura ci sono 32 ordini di grandezza, ossia un numero con 32 zeri è il rapporto tra uno e l'altro. Ossia, noi attualmente, un qualsiasi scienziato in qualsiasi settore lavori, passa con disinvoltura tra quantità così diverse e con grande accuratezza. Ma questo perché? Perché noi facciamo uso di accuratissime calibrazioni e di convenzioni internazionali che ci permettono di comunicare con i nostri colleghi di Catania o con quelli francesi, quelli americani o anche di qualsiasi altro paese, per esempio dell'Armenia. Noi parliamo e ci intendiamo perfettamente e riusciamo a confrontare le nostre misure. Noi lo diamo per scontato, nel Settecento non era assolutamente così. Allora, già nel III secolo avanti Cristo, Euclide così dà una definizione della misura. Misurare significa confrontare una qualsiasi grandezza con un'altra grandezza omogenea assunta come unità di misura. Questo è un concetto semplicissimo e l'uomo ha sempre misurato, naturalmente facendo riferimento all'inizio misure antropiche. Ho riportato qui alcune misure antropiche di lunghezza riferite al corpo umano. Qui c'è l'uomo vitruviano che è conservato qui a pochi centinaia di metri al Museo dell'Accademia, e qui vedete c'è il cubito, che sarebbe l'avambraccio, il braccio, la iarda, il piede, tutte unità che hanno adesso una corrispondenza in centimetri. Noi parliamo
adesso di tesa parigina. La tesa parigina è l'apertura. Naturalmente noi l'abbiamo calibrata, adesso noi sappiamo che una tesa parigina corrisponde a 194,9 centimetri. Bene, ma non era banale. Cioè, la tesa parigina perché è stata assunta? Perché era una unità di misura di una nazione particolarmente sviluppata nel Settecento. Ma parlare di unità di misura è sempre stato un grosso problema. Solo le civiltà molto longeve, imperialiste, come l'impero romano, come gli egizi, sono riusciti a imporre dei sistemi di misura unificati. Col Medioevo c'è stata una frantumazione di questo sistema e una esigenza di unificare le unità di misura si è presentata quando abbiamo la nascita degli stati nazionali. Nel Medioevo ogni città aveva le proprie unità di misura che magari continuavano a chiamarsi braccio o piede, ma non corrispondevano le une alle altre. E non c'erano neanche delle corrispondenze chiare, questo è il grosso problema, perché se fossero state solo diverse non ci sarebbe stato problema. Il problema era che le corrispondenze non erano note. Oppure si conoscevano ma ognuno le aggiustava più o meno a proprio piacimento. E addirittura il fatto di imporre delle misure diverse era un motivo di orgoglio e di potenza di una città quando conquistava un'altra città imponeva le proprie unità di misura. Questo era quello che succedeva nel Medioevo. Nel XVI secolo le cose cambiano perché si comincia la preindustrializzazione, si sviluppa il colonialismo ed è il periodo illuminista in cui la scienza, la nuova scienza, viene messa al centro. E la nuova scienza è basata sulla misura. Il concetto di misura è fondamentale per la nuova scienza perché ci sono le teorie che vanno confrontate con le osservazioni. Quindi nel XVII secolo c'è questa forte esigenza di unificare le unità di misura. Si comincia a parlare di una unità metrologica proprio negli anni in cui stiamo discutendo, il periodo di Rizzi-Zannoni, tra il 1780 e il 1790. È curioso che le prime siano state la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che non l'hanno ancora completamente applicata. Il sistema metrico decimale, sapete che è naturalmente approvato da questi stati, ma non è completamente adottato. E soprattutto la Francia. La Francia è stata quella che è stata trainante in questo processo. Sappiamo che l'elaborazione del sistema metrico decimale, come lo conosciamo noi adesso, è stata sviluppata presso l'Accademia delle Scienze a Parigi proprio tra il 1790 e il 1795 ed è stato affidato a topografi ed astronomi, perché l'unità di misura è stata il 10.000.000esimo del quarto di meridiano. Sì, però il concetto era quello di avere un dato unico. Poi hanno cominciato a misurare, hanno fatto le misure tra Dunkerque al Monte Ugo di Barcellona e hanno impiegato un sacco di anni. Ma ecco, in Francia, nonostante siano cominciate le elaborazioni in quel periodo, è stato adottato solo nel 1840. Cioè ci sono stati 40 anni in cui è stato prima adottato, poi si è recuperato il sistema vecchio e così via. Sapete, il periodo di rivoluzione, restaurazione e così via, ma soprattutto il cambiamento dei sistemi di misura ha portato a frodi, a soprusi e così via, quindi ogni tanto si tornava indietro per fare un po' di ordine perché non si capiva più niente. In Italia è stato approvato subito dopo l'Unità d'Italia e alla fine ci sono delle convenzioni internazionali, quelle che ci permettono di lavorare. La prima è del 1875, di 17 paesi, tra cui l'Italia, e infine quella del sistema internazionale, che è uno sviluppo del sistema metrico decimale, che è solo del 1960. Vi ho fatto tutto questo, qui ho indicato il periodo in cui Rizzi-Zannoni ritorna in Veneto ed è il periodo a cui facciamo riferimento nel seguito. Allora, qual era la ricerca astronomica nel Settecento? Alla fine del Seicento e all'inizio del Settecento c'è stato un grosso sviluppo, sia nella strumentazione astronomica
con l'introduzione dei doppietti acromatici, eccetera. Negli orologi, per misurare le coordinate astronomiche, ci volevano degli orologi molto precisi. E anche nella teoria, per dire la gravitazione universale, ma soprattutto nel Settecento lo sviluppo della meccanica celeste. Quindi le osservazioni nel Settecento erano soprattutto rivolte agli oggetti del sistema solare, soprattutto per determinarne le orbite, quindi meccanica celeste, la rotazione, i satelliti, gli anelli Saturno e così via. Le comete sono state un oggetto particolare di osservazione perché proprio alla fine del 600 ancora Halley ha riconosciuto la periodicità delle comete, quindi portando le comete anche loro sotto il grande alone della meccanica celeste e togliendole dai fenomeni atmosferici, quindi da tutta la superstizione, le pestilenze e così via, definitivamente. Nel 1781 c'è la scoperta di Urano, che è un altro momento estremamente importante, perché fino ad allora, per 2000 anni, anzi, l'umanità, diciamo, si è sviluppata culturalmente sui pianeti fino a Saturno. Tutta l'antichità considerava il sistema solare più o meno, adesso con varie concezioni diverse del sistema, ma la scoperta di un nuovo oggetto è stata veramente traumatica. Quindi parliamo di cataloghi di stelle che servivano moltissimo anche per la navigazione, perché si potevano determinare le longitudini grazie alle coordinate celesti, che più precisi erano i risultati che potevano dare. E infatti proprio in quel periodo là vengono elaborati i primi almanacchi nautici, in cui sono riportate le posizioni delle stelle. E infine naturalmente la geodesia, e qui appunto ci attacchiamo a Rizzi Zannoni. 100 anni prima dell'osservatorio di Padova è stato fondato l'osservatorio di Parigi, proprio per misurare, per la geodesia, diciamo, forse è stato il motivo principale, e subito dopo l'osservatorio di Greenwich, soprattutto per sviluppare la navigazione. Ma l'astronomia del Settecento a Padova è soprattutto l'abate Giuseppe Toaldo. Giuseppe Toaldo era un religioso che è nato nel 1719, ha studiato al seminario di Padova, è diventato arciprete di Montegalda. Dopo una decina di anni è stato chiamato all'università sulla cattedra di astronomia, geografia e meteore e nel 64 viene nominato direttore dell'osservatorio di Padova, che era stato istituito formalmente, ma la cui costruzione non era ancora iniziata, ed è stato lui a realizzarlo, lui assieme all'architetto Cerato naturalmente, però è stato lui a dare le disposizioni e a decidere come fare l'osservatorio, poi Valerio Zanini ci presenterà meglio la cosa, e soprattutto è stato il direttore dell'osservatorio astronomico come si usava a quei tempi, ossia un direttore a vita. Lui smette di essere direttore solo con la morte nel 1797, proprio poco prima della caduta della Serenissima. L'astronomia a Padova era arretrata rispetto all'astronomia delle altre nazioni più progredite, tipo appunto Francia e Inghilterra, e Toaldo, l'astronomia quindi padovana in quel momento si identificava con Toaldo si interessa innanzitutto di determinare le coordinate dell'osservatorio, fondamentale per misurare, per fare tutte le altre misure. E Rizzi Zannoni qui interviene e gli dà una mano, come sentiremo tra un attimo. Poi si occupava delle cose classiche degli astronomi del Settecento, quindi posizioni stellari principalmente, e poi, essendo lui un illuminista e avendo la concezione che la scienza serviva per il progresso e per il benessere dell'umanità, lui la applica anche. Infatti, già, a dire la verità, da quando era arciprete a Montegalda, lui ha cominciato le osservazioni meteorologiche. Un'altra applicazione è stata, per dire, e corredata da pubblicazioni scientifiche, non solo disposizioni, di installare il primo parafulmine nel Veneto, alla Specola di Padova. Nel 72 c'è stato un fulmine che ha colpito la Specola e nel 73 noi avevamo già il nostro parafulmine e lui ha scritto un trattato sopra la trasmissione della corrente nei metalli. E un altro contributo importante che ha dato è stato quello di lottare per l'introduzione dell'ora ultramontana nel Veneto, che poi è stata introdotta e poi è stata ritrattata nel 94,
sempre per problemi, ma ormai la Repubblica era molto tesa, aveva ben altri problemi. Concludo con questa tabellina qua che è interessante. Questa è una tabella di corrispondenza di varie misure, vedete, in varie località, città e stati europei, che il Toaldo ha redatto nel 1773 nelle sue tavole trigonometriche. Lui era già professore a Padova, ed è interessante leggere quello che scrive: stimo far piacere e servigio agli studiosi col porre le misure più uguali e più celebri, riportandole tutte alla misura resa ormai universale tra i matematici avevano questo problema di confrontare le misure tra di loro, quindi si sono scelti uno standard internazionale, e hanno scelto appunto la tesa o pertica del Castelletto di Parigi, in cui furono determinate le misure della Terra che servono di modulo alle misure celesti. E dice infine: per fare il confronto delle varie misure, per disgrazia praticate nei vari paesi, perché era proprio una disgrazia per gli studiosi avere questo sistema metrico assolutamente molto diversificato, ma non era solo diversificato, era anche indefinito. Concludo con questo prima di passare la parola a Valeria. Guardate qui cosa dice nel 1842 questo Luigi Malavasi, che ha scritto questo trattato sulla metrologia italiana. Lui scrive l'apologia del sistema metrico decimale, cercando di convincere il Granduca di Modena che è ora di introdurre questo sistema anche a Modena. Lui dice: basterà far conoscere che 1000 libbre piccole di Milano corrispondono giusto alle tavole di ragguaglio pubblicate con una legge. Quindi c'era una legge che faceva corrispondere 1000 libbre di Milano alle libbre modenesi. La corrispondenza era 959, questo secondo la legge. Ma se poi si va a vedere nei trattati che qui riporta Malavasi, vedete che alcuni libri riportano 1024, altri libri 967, quindi ancora in questo periodo tra Milano e Modena c'era un'incertezza sulle misure tra Milano e Modena del 5%, tra Milano e Modena. Quindi questo non è solo che erano diversificate, erano addirittura indefiniti i sistemi di misura. E questa era una condanna. Quindi il Toaldo ha sentito la necessità di farsi la sua tabella e dire: io mi riferisco a questa. Adesso credo di aver finito e andiamo un po' più verso il nostro Rizzi Zannoni. Allora, parliamo appunto dell'Osservatorio Astronomico di Padova e dei rapporti che Rizzi Zannoni ha avuto con l'Osservatorio Astronomico. E facciamo molto caso anche agli anni, perché l'Osservatorio Astronomico viene formalmente istituito nel 1761, ma poi tutta la costruzione ha luogo tra il 1767 e il 1777, quindi per una decina d'anni. Forse non tutti sanno che appunto l'Osservatorio di Padova è costruito sulla torre maggiore del Castelvecchio della città di Padova, trasformandola radicalmente. In questa immagine vediamo proprio come si presentava la torre prima della trasformazione e questa parte del castello che viene destinata a casa dell'astronomo, e come la torre viene modificata. Viene costruita una sala superiore, cioè viene completamente elevata la torre con una sala costruita ex novo che servirà come osservatorio superiore, cioè per osservare il cielo in tutte le direzioni, e viene anche addossata alla torre costruita una sala nuova che è quello che viene chiamato osservatorio inferiore o sala meridiana, dove lì si faranno le osservazioni al meridiano dell'osservatorio di Padova. Questa sarà sicuramente una delle stanze che Rizzi Zannoni frequenterà nel suo periodo padovano, mentre a destra appunto c'è tutta questa casa dell'astronomo, perché era necessario che l'astronomo lavorasse vicino al luogo di lavoro, dovendo lavorare appunto soprattutto nelle ore notturne. E
È fortemente voluto questo osservatorio anche da Toaldo, che ne sovraintende tutta la costruzione, facendo prima anche un giro dei principali osservatori italiani, perché desidera avere un osservatorio che sia assolutamente funzionale per fare la nuova scienza, quindi la scienza basata sulle osservazioni e sulle misure, appunto, come si diceva prima, assolutamente precise e rigorose. Questo è un affresco che è conservato nella Sala Meridiana, che rappresenta e che ha voluto Toaldo, è stato Toaldo a volere che fosse qui rappresentato questo affresco. Rappresenta tutto quello che si conosceva del cielo e quindi quella che era la scienza astronomica nel Settecento all'epoca, per cui, come diceva il direttore prima, vediamo, no, la scienza si occupava di studiare il moto dei pianeti. Qua vediamo rappresentati tutti i pianeti allora conosciuti fino a Saturno, perché questo affresco è stato dipinto prima del 1781, quindi prima della scoperta di Urano. Vengono rappresentati in alto a sinistra Saturno con i 5 satelliti che erano all'epoca conosciuti e a destra invece Giove con i suoi 4 satelliti, che sono ancora i 4 satelliti che Galileo scoprì da Padova nel 1610. E poi è interessantissima appunto anche la rappresentazione dell'orbita della cometa di Halley, che nell'affresco centrale non ci sta tutta, è quella orbita che a un certo punto si blocca, mentre sulla destra è rappresentata per intero. È molto importante la cometa di Halley perché è nel 1758 che la cometa di Halley ritorna nei pressi del Sole ed è la prima volta che gli astronomi ne calcolano e ne prevedono il ritorno secondo i calcoli matematici che fanno sulla base della legge gravitazionale di Newton. Il ritorno della cometa è stato fondamentale per gli astronomi perché è stata la dimostrazione che la legge gravitazionale di Newton era veramente universale, valeva non solo sulla Terra ma valeva anche nei cieli e quindi era proprio la fisica newtoniana quella che reggeva il mondo, in qualche modo quindi diventando la scienza definitiva e soppiantando anche le teorie cartesiane. Insomma, in questo modo Newton prevale su tutte le altre teorie. E quindi anche questo affresco ci fa capire qual era lo spirito di Toaldo nell'affrontare la scienza, quindi questo spirito illuminista che lo contraddistingueva. La prima strumentazione che ha Toaldo però forse non è neanche al pari della costruzione della specola, perché i primi strumenti che Toaldo può usare sono strumenti cosiddetti di seconda mano. Alcuni arrivano dal soppresso collegio dei Gesuiti di Venezia e quindi non sono strumenti di ottima qualità. Il primo strumento veramente notevole che arriva all'osservatorio di Padova arriva da Londra ed è un quadrante murale di Ramsden. E anche qui forse non è un caso, dovendomi occupare di Rizzi Zannoni e dei suoi rapporti con Toaldo per questa avventura di oggi, appunto ho scoperto che anche Rizzi Zannoni arriva invece da Londra portandosi degli strumenti del Ramsden. Chissà se non c'è stato anche un suggerimento del Rizzi Zannoni verso il Toaldo di dire acquista uno strumento del Ramsden, perché sembra che le prime intenzioni di Toaldo fossero invece di acquistare uno strumento del Bird, che era il concorrente in qualche modo del Ramsden a Londra. E questo strumento arriva a Padova, appunto viene installato nella Sala Meridiana proprio nel 1779. Quindi Rizzi Zannoni, sono proprio gli anni in cui Rizzi Zannoni è a Padova. Il secondo strumento invece importante arriverà più tardi, che è questo strumento dei passaggi, che però viene installato nel 1811, quindi siamo in anni successivi al periodo padovano di Rizzi Zannoni. Questo era per fare un pochino il quadro di qual è la situazione dell'osservatorio nel periodo in cui poi sarà frequentato anche dal nostro cartografo. Un'altra cosa che volevo mostrarvi è questo planisferio celeste che viene stampato, edito appunto dall'editore veneziano Antonio Zatta nel 1776, che viene commissionato da Toaldo l'anno precedente. E in questo planisferio celeste vediamo compare la specola con il suo parafulmine nell'angolo qui in basso a sinistra. E perché vi faccio vedere questo?
perché Antonio Zatta, appunto, sarà uno dei motivi, almeno da quello che siamo riusciti a capire, per cui tornerà anche nel Padovano, perché pare appunto su suggerimento di Toaldo, Antonio Zatta contatterà Rizzi Zannoni chiedendogli di partecipare a questa sua nuova avventura editoriale che voleva fare, che era il nuovo Atlante geografico del mondo. E quindi Zatta, anzi è proprio Toaldo che dalle lettere conservate al seminario di Padova si evince che Toaldo sollecita lo Zatta a contattare Rizzi Zannoni per farlo venire a Padova a lavorare su quest'opera. Dunque c'era una conoscenza sicuramente epistolare tra Toaldo e Rizzi Zannoni, di cui sarebbe appunto interessante, lo pensavo prima ascoltando appunto la dottoressa Fantini D'Onofrio, capire qual è l'origine. Qualcuno ha ipotizzato che, essendo Toaldo uno scienziato di stampo illuminista, così come era Morgagni all'interno dell'Università di Padova, e quindi essendo i due amici, sembra che ci fosse una parentela tra Morgagni e Rizzi Zannoni, che però appunto non è provata, e che quindi può darsi che forse anche su suggerimento di Morgagni Toaldo inizia a prendere i contatti con Rizzi Zannoni, però appunto sarebbe veramente interessante capire qual è la molla che spinge i primi contatti fra i due. Sta di fatto appunto che Rizzi Zannoni nel 1776 arriva a Padova, e sono proprio il 1776 anche l'anno in cui si cominciano a fare le prime osservazioni astronomiche dalla specola, che non è ancora completamente conclusa, ma sono gli anni in cui si inizia ad osservare dalla specola. Quindi c'è questo rapporto di fiducia tra Toaldo e Rizzi Zannoni, e in particolare poi tra il nipote di Toaldo, che è Vincenzo Chiminello, che sarà poi il successore alla direzione dell'osservatorio, e il Rizzi Zannoni. Il biografo di Chiminello ci racconta infatti che Chiminello fu istruito alla pratica dell'astronomia e all'uso degli strumenti proprio da Rizzi Zannoni. E questo probabilmente avviene negli anni appunto in cui si fanno le prime osservazioni dalla specola di Padova. Negli atti dell'Accademia Galileiana Toaldo pubblica infatti tutto il resoconto delle prime osservazioni che vengono fatte. E appunto vediamo in questo triennio 76-79 una delle prime cose che Toaldo vuole fare con estrema accuratezza è calcolare quella che viene chiamata l'altitudo poli, cioè la latitudine geografica esatta dell'osservatorio, che insieme alla longitudine sono appunto i due elementi fondamentali che devono essere calcolati nella maniera più precisa possibile dagli osservatori astronomici, per poi riferire le loro misure con quelle fatte in altri luoghi della Terra e poterle confrontare e avere quindi dati che abbiano un significato, quindi confrontabile fra loro. Quindi vediamo appunto come in questi anni Rizzi Zannoni collabora con Toaldo a queste misure. Lo vediamo impegnato alla specola anche nel luglio e nell'agosto, quindi nell'estate del 77, a fare delle osservazioni, le immersioni di Venere, quindi quando Venere viene nascosta dalla Luna, e anche di altre stelle. E nel 78, in occasione di un'eclisse di Sole, attraverso dei metodi di studi astronomici che si usavano all'epoca, cercano di calcolare in maniera molto precisa la longitudine geografica dell'osservatorio, quindi per ricavare le coordinate geografiche il più precise possibile dell'osservatorio astronomico di Padova. E ancora nel giugno del 79, quindi a quadrante murale installato, troviamo Rizzi Zannoni che frequenta l'osservatorio e che quindi affianca Toaldo e Chiminello nelle osservazioni astronomiche. Veniamo ora a questa tesa che conserviamo noi all'osservatorio di Padova. La prima notizia che ricaviamo della presenza della tesa parigina all'osservatorio è pubblicata nel diario, ossia giornale per l'anno bisestile 1788, che è una piccola pubblicazione conservata alla Biblioteca Civica di Padova,
in cui si fa tutta una descrizione della specola di Padova, che è ormai inaugurata, diciamo, da una decina d'anni, e si racconta anche qual è la strumentazione che gli astronomi hanno alla specola. E quindi si dice appunto che c'è una pertica parigina presa dalla originale di quella della Regia Accademia delle Scienze, sottinteso di Francia. La descrizione più accurata invece la fa Chiminello in una sua memoria che è conservata inedita all'Accademia Galileiana, in cui appunto descrive la tesa o pertica di Francia modellata su quella che si osserva nell'Accademia di Parigi, la quale servì alla misura del grado al Perù. Fu questa nostra costruita nel 1776 dal signor Andrea Wolf, meccanico di Sua Altezza Elettorale di Baviera. E qua Chiminello ci dà un'informazione importante su questa tesa, perché ci dice che era posseduta dal nostro signor Ricci Zannoni, e il signor generale Zac la confrontò con la sua per servirsene alla misura della base quando 2 anni fa drizzava le carte di questi territori, e le due pertiche si trovarono d'accordo. Quindi si riferisce a quel momento in cui il generale de Zac fa tutta quella famosa carta dei territori veneti, praticamente, dei possedimenti, di cui ha parlato ampiamente in tante ricerche Massimo Rossi, che è qui presente. Quindi è stato uno strumento anche importante, di importante utilizzo, fondamentale per avere appunto dei riferimenti di misura assolutamente certi e in qualche modo certificati. Ancora la troviamo, questa tesa, nell'inventario del 1870, quindi che è l'inventario ufficiale che l'Osservatorio di Padova compilerà nel 1870 e che dovrà trasmettere all'allora Ministero della Pubblica Istruzione del nuovo Regno d'Italia, che nel 1870 diventa anche veramente operativo nel fare riferimento a tutti i suoi stabilimenti scientifici in giro per l'Italia, e una delle prime cose appunto che fa il Regno d'Italia è quello di chiedere ragione di tutta la strumentazione, di tutto il posseduto dai vari stabilimenti, per cui compare ancora la nostra tesa. Un'altra descrizione, questa mi piaceva anche farvi vedere proprio il documento d'archivio originale, è la descrizione che fa Santini nel 1868, sono probabilmente tutte le catalogazioni originali degli strumenti in preparazione poi al fatto di dover fare il resoconto ufficiale allo Stato italiano, e appunto probabilmente non so se si legge bene, però appunto è questo campione in ferro, lo dice in ferro, in realtà è acciaio, della tesa normale di Parigi in una cassettina di quercia fatto a Parigi ed ivi campionato con la tesa che già servì alla misura del grado del Perù. Quindi quella misura, ci specifica Santini, fatto da Condamine alla temperatura di 10 gradi. Questa tesa servì già al fu generale Zac, qua probabilmente Santini si rifà alle memorie del Chiminello, nelle operazioni geodetiche fatte nel 1803 dagli ufficiali austriaci per ordine della dominazione austriaca di allora. Quindi questa è la storia in qualche modo della tesa che si conserva all'osservatorio. Questa è l'iscrizione che è riportata appunto sulla tesa, quindi questa tesa appunto è costituita da una sbarra di acciaio sostanzialmente di quasi 2 metri, fatta in 2 parti. Dopo abbiamo una foto in cui si vede un po' meglio. Questa è l'iscrizione appunto che ci dice quello che appunto già ci dicevano gli inventari, insomma, che è la tesa di Francia eseguita sul modello di quella che si conserva all'Accademia, che è servita in Perù per la misura della terra. E la presente tesa è stata eseguita nel 1776, quindi è del 1776, per il signor André Wolf. È di difficilissima lettura questa parte dell'iscrizione, però pare che sia scritto Wolf, meccanico di Sua Altezza l'Elettore di Baviera. Dunque questa, la tesa, vi dicevo, è costituita di due pezzi che si incastrano perfettamente uno nell'altro, ed è proprio il pezzo centrale che costituisce la misura della tesa.
che appunto a sua volta è divisa nei 6 piedi, l'ultimo piede, il sesto piede è diviso nei 12 pollici e poi il 12° pollice è diviso nelle 12 linee, nelle sue 12 linee. E questa occasione per noi, abbiamo veramente in qualche modo raccolto l'occasione che ci offriva su un piatto d'argento il professor Valerio, l'occasione per riprendere in mano la nostra tesa, farne finalmente una pulizia e un restauro che riusciamo a fare con delle competenze professionali interne che abbiamo nei nostri laboratori, che abbiamo proprio del personale specializzato anche in questo tipo di operazioni, quindi faremo tutta una pulizia sia del cofanetto che della tesa stessa, e la nostra intenzione è di arrivare per agosto-settembre a farne una mostra espositiva in quella che è la prima sala del nostro percorso museale, cioè la sala dell'iscrizione. Useremo quindi la nostra teca espositiva per esporre lo strumento, e possibilmente stiamo vedendo anche col Comune di Padova di inserirlo all'interno delle manifestazioni estive che fa normalmente il Comune di Padova, che sembra che quest'anno siano proprio dedicate alle personalità padovane, per cui abbiamo detto cade in maniera perfetta riuscire ad inserirci in questo. È una cosa che dobbiamo ancora definire, non è ancora ufficiale, però appunto l'intenzione è questa. E con questo concludiamo. Grazie mille anche per la vostra relazione, utilissima anche con la parte iniziale, perché non tutti possono comprendere il problema delle unità di misura, che per noi oggi è ovvio, ma non lo è stato per tantissimo tempo. Ottima l'idea di fare questa. Avete visto che nel programma, anche voi l'avete ricevuto, un programma delle manifestazioni per il bicentenario, siete stati inseriti, quindi dovete mantenere questa promessa dell'estate. Anche a Napoli sarà inserito la mostra che si inaugura martedì prossimo nel Maggio dei Monumenti, quindi anche a Napoli siamo riusciti a trovare un'occasione più generale per poter mettere in luce questi aspetti. Vi ringrazio, poi ci risentiremo. Una cosa interessante che nessuno ha mai notato, mi sembra, che questa è fatta a Monaco, 76, il che vuol dire che Rizzi Zannoni l'ha comprata a Monaco durante il suo rientro da Parigi. Quindi è una cosa che lui o ha ordinato o ha trovato lì e ha comprato proprio in quell'anno e poi l'ha lasciata a Padova. Io penso penso e spero che siano due le tesi di Rizzi Zannoni. Una è questa qui, fatta a Monaco e lasciata a Padova, e una è quella che ha l'IGM. Nel catalogo dell'IGM non è descritta come proprietà di Rizzi Zannoni dell'ufficio topografico, però è evidente che la natura deve essere quella, anche perché Rizzi Zannoni quando va a Napoli non può lasciare la tesa a Padova e arrivare a Napoli dove si impegnava nella cartografia del regno senza unità di misura. Quindi è probabile che quello sia un'altra copia presa a Monaco, perché era di passaggio da Monaco, insomma, e lui raccoglieva, lo sappiamo, materiale cartografico e scientifico in giro per l'Europa. Grazie mille, andiamo avanti. Purtroppo nessuna notizia di Mary Pedley.